Pace e bene a voi tutti presenti e quelli che ascoltano attraverso la televisione. Iniziamo questa celebrazione nella solennità di San Leopoldo con il canto Chiesa di Dio, popolo in festa, che troviamo al numero 10. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace e la gioia del Signore siano con tutti voi. Quest'anno la festa di San Leopoldo cade il 13 maggio, perché ieri, 12 maggio, era la festa dell'Ascensione del Signore. Quindi San Leopoldo giustamente ha ceduto il primo posto a Gesù, il quale è il centro, il cuore della nostra fede. Anche lui orientava tutti a Cristo nel suo confessionale, indicando il crocifisso, diceva: è lui che è morto per noi, è lui che ha dato la vita per noi. E si ispirava al suo modo di fare, ai suoi insegnamenti, nell'essere ministro misericordioso nel sacramento della penitenza. E poi il fatto che quest'anno si celebri il 13 maggio mette insieme anche la memoria della Madonna di Fatima, la grande parona benedetta, come la chiamava padre Leopoldo. Motivi che ispirano anche un po' la nostra vita ad avere e a nutrire una tenera devozione alla Madonna che ci guida a Gesù. Ringrazio Monsignor Giovanni Brusegan, che anche quest'anno ha accettato di presiedere questa prima Eucaristia nella festa di San Leopoldo. Grazie Don Giovanni, posso dire che anche la tua vita, come quella di padre Leopoldo, è stata nutrita di passione per l'unità. Possa il Signore far fruttificare tutto quanto hai seminato nel cuore degli studenti di teologia, nella tua attività pastorale, sempre generosa e a largo raggio. Possa far portar frutto a tutto quello che hai donato, anche per intercessione di San Leopoldo. Grazie ancora. È un onore per me, ma credo anche per tutti voi, inaugurare questa celebrazione, essere devoti di padre Leopoldo, perché ci allarga il cuore, la mente, ci fa restare coi piedi per terra, possibilmente umili, ma nello stesso tempo aperti a una carità universale, a una misericordia interpersonale. Con questa apertura di cuore e di mente chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati, confidando in quella misericordia che ha guidato sempre padre Leopoldo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi
e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che sei la perfetta unità e il sommo bene, tu hai reso San Leopoldo da Castelnuovo sacerdote pieno di bontà e di misericordia verso i peccatori e ardente nel promuovere l'unità fra i cristiani. Concedi a noi, per sua intercessione, di rinnovarci nello spirito e nel cuore, per estendere ad ogni fratello e sorella il tuo amore e cooperare fiduciosi all'unione di tutti i credenti nel vincolo della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Da questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha fatto dono del suo Spirito
e noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. Parola di Dio. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia salvami, porgi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo amore dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria. Hai conosciuto le mie angosce, non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai guidato al largo i miei passi. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono, ne ricolmi chi in te si rifugia, davanti agli occhi di tutti. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Fratelli, l'amore del Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti. Dunque tutti sono morti ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Così che non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Parola di Dio. Alleluia, alleluia.
le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore. Io le conosco ed esse mi seguono. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo così le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Parola del Signore. Ci sono delle realtà anche nella Chiesa, nel mondo, che rischiano di essere vissute come una moda estemporanea, cioè di un anno, di un mese, di un giorno, e poi di essere dimenticate. Perfino il concilio si è chiamato ecumenico, Vaticano II, e la Chiesa in un primo tempo ha reagito con grande impegno, con grande fervore. Sembrava che ci fosse un desiderio, un progetto di fare della preghiera di Gesù, che tutti siano uno, propria dell'ultima cena, quale suo testamento spirituale, di fare di questa preghiera che stava a cuore Gesù negli ultimi momenti della vita, ma perché sempre era stato in questa progettualità, di fare di questa preghiera il cuore, il battito dell'apostolato della Chiesa. Ma i giorni, i mesi, gli anni hanno riportato la Chiesa su confini molto umani, molto terreni, circostanziati. Perfino gli ultimi impegni della Chiesa sono stati giocati più a una riforma di se stessa, più che legittima e dovuta, ma rischiando di perdere il primato di Dio per l'unità dei suoi figli. San Leopoldo in questo senso è un santo che ha reagito a questa pericolosa deriva della Chiesa di quel tempo e lo ha fatto con la sua sensibilità, la sua cultura e la sua santità. Potremmo dire che l'ecumenismo fino a ieri l'altro, quello che è andato un po' a cartafascio, comunque è in sordina, è quello delle grandi diplomazie o dei teologi. Siamo arrivati lì, ma si rischia di non andare avanti. Siamo arrivati lì, ma rischiamo di non coinvolgere la sensibilità del popolo di Dio. Forse perché abbiamo confuso l'ecumenismo con fare dei patti di carattere teologico su quello che ci divideva, sulla comprensione della fede. È anche questo, ma minimale, perché l'ecumenismo prima di tutto è creare fraternità, è dare la vita per una amabilità nello scambio dei doni, che comincia dove siamo, nelle nostre famiglie, nella nostra società. E le recenti guerre che hanno ulteriormente diviso soprattutto la Chiesa ortodossa, Chiesa di Ucraina, Chiesa russa, ci ripropongono: ma dove siamo noi cristiani se ci viene rubata la fraternità? Se accettiamo che le guerre, le armi
abbiano il primato sull'amore. Ma qual è il regno di Dio per cui noi viviamo? Non possiamo accontentarci di una visione solo intraecclesiale, intramenia o addirittura pietistica solo per me. La salvezza dell'anima non si può giocare che con salvezza di chi ti sta accanto e salvezza dell'umanità. Padre Leopoldo, come mai in quella stagione di vita, siamo ormai tanto lontani, c'è stata anche una prima guerra mondiale, ma da dove gli è derivato questa vocazione alla riconciliazione che dapprima si è espressa ufficialmente nel sacramento del confessionale, della riconciliazione, ma poi è sempre per lui, ma per noi che l'abbiamo riscoperto, si è espressa come riconciliazione per tutti gli orientali e tutte le chiese. L'ha espressa con la sua vita perché ha rinnovato il voto di dedizione al Signore, di offerta della vita per la causa dell'unità dei cristiani. E se noi siamo devoti di Padre Leopoldo, dobbiamo copiarlo in questa sensibilità, impegnarci per essere costruttori di pace, di relazioni amicali che partono dal rispetto, dall'ascolto, ma poi si impegnano per avere una mente aperta, un cuore grande, per fare del perdono e della misericordia il primato della propria spiritualità e vita morale. Leopoldo era nato, voi sapete tutti, a Cattaro, alle bocche di Cattaro, e noi sappiamo che è una postazione di mare. Quindi Leopoldo era nato da una famiglia anche che aveva delle radici nobili, per così dire, ma decaduta. Però la sensibilità che viene dalla signorilità religiosa ed educativa gli è rimasta fin da piccolo. E il fatto di nascere in un luogo di mare gli ha dato la visione del viaggiare, dell'essere aperto, di non chiudersi terrestramente in un luogo magari protetto e escludente. Poi è sbarcato da noi nel Veneto ed è rimasto più a lungo nell'itineranza che ha avuto nella sua formazione cappuccina, e Padova lo ha richiamato, Padova con i suoi limiti ma anche con la sua devozione a Padre Leopoldo. Potremmo dire che le due dimensioni che lo hanno caratterizzato da ragazzino erano, e per la vita, l'attaccamento alla sua terra. Era premurato, premuroso di tutte le divisioni che potevano esserci, le aveva sofferte nella carne, nel sangue. La Balcania sono terre che soffrono da sempre questa vulcanicità divisoria, ma poi lo sgomento per la divisione della Chiesa. Ma Gesù ha dato la vita perché siamo uno e noi accettiamo di restare separati. Le separazioni nascono del poco, basterebbe evidenziarle, ma anche nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, talora nelle nostre menti, anche nel modo di vivere le liturgie. Ci dividiamo col niente. Viene il primato alla nostra testa, viene il primato ai nostri modi di concepire la vita rispetto a quello di dare la vita, perché tutti siamo uno. Venne chiamato a Deodato, che bello. C'era anche qui un padre che aveva, non so se è ancora qui, un santuomo che aveva questo nome, a Deodato, cioè dato da Dio, dono di Dio. Sì, perché nel caso anche di Leopoldo si colgono dei segni che lo hanno privilegiato, e già il nome era un'impostazione di un progetto di vita. Pensate che a 2 anni sua madre è scivolata sui gradini di una scala e il bambino le è quasi scivolato, ma è rimasto vivo. Doveva essere vivo per noi anche oggi, doveva essere vivo per tutti quelli che lo hanno incontrato. E poi ad 8 anni gli capitò un'altra cosa, piuttosto umiliante e terapeutica, pedagogica per lui, ma anche istruttiva per tutti noi. E cioè, dinanzi a una piccola, eventuale, discutibile mancanza,
venne, per così dire, portato da sua sorella al prete. Il prete decise che era giusto fargli fare un atto di umiliazione davanti a tutti in chiesa, in ginocchio. E lui ebbe a trarre questo insegnamento che diventa bello per noi anche oggi risentire. Perché si deve trattare tanto aspramente un bambino per una mancanza leggera? Quando sarò grande voglio farmi frate, diventare confessore e usare tanta misericordia e bontà con le anime dei peccatori. Ecco, Leopoldo ha 8 anni e noi ne abbiamo 100 e siamo ancora fermi a non fare della misericordia e della tenerezza, ma dell'orgoglio. Questa è la grande conversione che oggi vogliamo giocare tutti noi qui e intercedere non solo per noi, ma per la nostra società, per le nostre comunità. E ancora, le divisioni nelle famiglie lo hanno sempre scosso, le lotte fratricide nel contesto dove era nato. Perché non cercare, si diceva, di ricondurre all'ovile tanti poveri cristiani? E questo è un aspetto che a me piace molto di Leopoldo, perché ci dice il fervore della causa, non l'opacità, l'addormentamento. Non si va in pensione nell'amare e nell'amore, a cominciare dalle nostre virtù personali che devono essere raffinate e affinate, ad andare alla preghiera, ma poi alla gentilezza, all'ascolto reciproco, allo scambio dei doni. Ma ciò che impressiona di più in Leopoldo è che lui ha fatto della sua vita, e le letture lo esprimono, prima di tutto l'amore a Dio come fondamento di tutto. Guardate che noi siamo sfidati oggi, stiamo custodendo poveramente quello che è il primato di Dio nella Chiesa, nei nostri cuori, nella vita. Lui diceva: la nostra vita senza la fiamma bruciante dell'amore a Dio non ha senso, perché noi siamo nelle file di quelli che hanno da dimostrare al mondo che bisogna credere all'amore di Dio, amare Dio, questo solo conta, il resto è nulla, è illusione. Cari fratelli e sorelle, stamattina noi siamo qui per recepire questo insegnamento, il primato di Dio amore nella nostra vita, non noi per Dio, ma accogliere prima di tutto Dio che ama ciascuno di noi, e alla luce di questo amore onnipotente ripartire con entusiasmo, con umiltà, con empatia, con un impegno feriale. Per questo lui non voleva offendere nessuno, era diligente nei doveri, ma delicato anche nei rapporti. L'amore, affermava, supera le divisioni. E concludeva: noi lavoriamo in terra col corpo, ma con l'anima dobbiamo essere sempre alla presenza di Dio, essere in terra e anche in cielo. Qualunque sacrificio per amore va sopportato. Vedete che è un santo grande, ed ecco perché è protettore, patrono dell'ecumenismo, perché l'ecumenismo si gioca nello spirituale, che è il reale della nostra vita, si gioca nella nostra anima prima di tutto e nel nostro cervello, e di conseguenza nel modo di trattarci. Non è possibile che noi cristiani abbiamo ancora queste divisioni per modalità, per espressività, per linguaggi. Dio deve vincere tutto, l'amore deve avere il primo posto, e la sua carità, se lui dava il primato a Dio, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore viene da Dio. Noi siamo amati. Se uno non ama il prossimo è inutile che dica che va in chiesa, che si lascia, che ama il Signore. Sono inganni, deformazioni. Il frutto delle tue radici in Dio è l'amore reciproco, nella tua comunità, nella tua famiglia, nelle tue relazioni. Ecco perché all'amore che Dio gli dava, lui fa corrispondere la carità universale.
Usiamo sempre carità, diceva, per trovarla a suo tempo dal padrone Dio. Carità, carità. Solo con la carità e per la carità siamo in ordine con Dio, col prossimo e con noi stessi. Ecco perché allora è diventato il pastore delle anime, colui che ha sacrificato tutta una vita in un confessionale, peraltro preservato dalle bombe, perché era un cuore magico di questo convento, il luogo in cui le anime, i dannati, i feriti dalla vita, i turbati dalle tentazioni trovavano accoglienza, misericordia, tenerezza, lettura dell'anima, perdono, sostituzione al proprio sacrificio col suo sacrificio. Ecco perché alla luce di questo ha avuto la forza di non restare chiuso con l'anima e con la mente in questo piccolo grande convento, in questo piccolo grande confessionale, ma ha navigato il mondo con l'amore, perché Dio ci apre a un amore universale. Ecco perché, pastore, anche oggi per ciascuno di noi, per la nostra Chiesa, per questo convento, per i Cappuccini, per tutti noi, perché dobbiamo essere fervore della misericordia, operatori di pace, mai più una parola di divisione tra di noi, mai più favorire quelli che sono i conflitti, ma capaci nell'umiltà di dare il fuoco dell'amore, di far sentire che Dio deve essere il primo nelle nostre anime e nella Chiesa, per non perdere la custodia di quell'amore universale che è il regno che Gesù ha iniziato. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato, glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione di Sorelle e fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Dio con fiducia, che non sarà mai deluso chi in Lui si rifugia. Preghiamo insieme e diciamo: Dio ricco di misericordia, ascoltaci. Dio ricco di misericordia, ascoltaci. Perché la Chiesa continui con gioia e coraggio ad annunciare il Vangelo della misericordia, preghiamo. Dio, ricco di misericordia, ascoltaci. Perché l'impegno di tante persone a favore della pace non sia sconfitto da un senso di inutilità e di rassegnazione, preghiamo. Dio, ricco di misericordia, ascoltaci. Perché le nostre comunità cristiane, e in particolare quelle del Vicariato di Valstagna, Fonzaso, promuovano con pazienza e costanza l'unità, la collaborazione e l'annuncio della fede, preghiamo. Dio ricco di misericordia, ascoltaci. Invocando l'intercessione di San Leopoldo, preghiamo anche per i nostri ammalati, in particolare per gli ammalati oncologici e i loro familiari.
la nostra preghiera sia accompagnata dalla nostra solidarietà. Preghiamo. Dio ricco di misericordia, ascoltaci. San Leopoldo è patrono della provincia veneta dei frati minori cappuccini, perché i frati sappiano attingere da San Leopoldo ideali, ispirazioni, orientamenti e grazie, e la loro provincia possa fruttificare in novità e fecondità di vita e in ricchezza di santità e molteplicità di opere. Preghiamo. Dio ricco di misericordia, per ciascuno di noi, perché possiamo lasciarci convertire da Leopoldo e sentire la misericordia di Dio, perché Dio abbia il primato nelle nostre vite. Per questo, Padre Santo, ti chiediamo, ascolta la nostra preghiera e con la forza dello Spirito Santo ravviva in noi tuoi figli l'aspirazione, l'impegno per l'unità, per la giustizia e la pace. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, benedetto il tuo santo nome. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto Tu questo che hai fatto frutto il della cielo e la terra, perché diventi per Dio noi un cibo di vita grande, Dio eccelso, tu re potente, benedetto sei Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. benedetto sei tu, Signore, benedetto il tuo santo nome. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, la nostra offerta e donaci un'esperienza viva del tuo amore, perché sull'esempio di San Leopoldo serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso, per celebrare degnamente la tua lode e testimoniare il tuo amore universale. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria, la festa di San Leopoldo. Coi suoi esempi la rafforzi, coi suoi insegnamenti la ammaestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, 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 Il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome in sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: